Buonasera. L'occasione di questo incontro è il secondo centenario della morte di Gian Antonio Selva, che muore per un colpo apoplettico nel gennaio dell'819, mentre passeggiava sulla riva degli Schiavoni con un suo scalpellino di fiducia, il Fadiga, e veniva dall'aver consegnato una scheda o uno dei testi al tipografo delle fabbriche di Venezia, della straordinaria raccolta di storia e di documentazione sull'architettura veneziana di tutti i tempi, di cui firma l'operazione assieme a Cicognara, che ne era stato l'ideatore e la guida, il timone, e al Diedo, segretario perpetuo dell'Accademia di Belle Arti. Selva è un personaggio che non ha riscosso moltissima simpatia né al suo tempo, anche se era un uomo stimato. Pare che fosse un uomo dal carattere piuttosto chiuso, anche se cortese, non è arrivato giammai ad avere delle violente polemiche con i colleghi, anche se ogni sua opera, o quasi tutte le sue opere, sono state accolte con un giudizio e con giudizi anche negativi, contrastati e contrastanti. Io volevo parlare del Selva partendo da una occasione, oltre che da questa occasione bicentenaria, dal fatto che su di lui scarseggiano anche i testi critici. Si fa ancora riferimento come a un necessario e ineludibile contributo il volume di Elena Bassi, pubblicato nel 1936, dedicato completamente al Selva e che costituisce poi in realtà la sua tesi di laurea con Giuseppe Fiocco, che poi viene trasformata perché viene approvata con laude e quindi con il diritto alla pubblicazione e viene appunto pubblicato nel 1936. È un libro che, considerando l'epoca e considerando anche questa sua natura di essere in realtà una tesi di laurea poi rimaneggiata, è un libro che ha un notevole pregio perché è ricco di informazioni, ha fatto una rassegna critica circa le fonti di notevole qualità e di grande importanza, che tuttora, anche da questo punto di vista, è un punto di riferimento molto importante. Elena Bassi è stata la prima e vorrei dire quasi l'unica per decenni ad essersi interessata con competenza del Selva, tra l'altro motivata anche dopo la sua direzione all'Accademia di Belle Arti dal fatto di essere all'interno di un ambiente non solo sistemato architettonicamente dal Selva, o perlomeno su progetti del Selva, ma di essere stata una specie di successore dal punto di vista della docenza in quell'Accademia di Belle Arti. L'altro motivo per cui mi sono pensato di fare questa presentazione è che esiste un nucleo di materiali selviani pochissimo utilizzati, anche se la Bassi li aveva passati e li aveva anche, seppur sommariamente, schedati, nelle collezioni del Museo Correr, nel gabinetto delle stampe e dei disegni del Museo Correr, che possiede quasi 200 disegni, progetti, schizzi, elaborazioni, studi di sua mano o direttamente realizzati sotto la sua direzione da alcuni dei suoi allievi. Comunque, per tornare sul discorso di prima, dopo il 1936, quando esce il libro della Bassi, bisognerà aspettare niente meno che la mostra Venezia nell'età di Canova, quindi nel 1978, per ritrovare
tema del Selva, sfaccettato e articolato maggiormente di quanto non avesse fatto la Bassi, che le considera soprattutto dal punto di vista della progettista d'architettura. E là invece venne presentato, ne vennero presentati numerosi dei suoi disegni anche di questo nucleo del Correr. Viene presentato nel suo rapporto con la città, cioè il cambio di ottica rispetto al volume della Bassi è stato che più che i prodotti architettonici, che sono fra l'altro noti, ben noti e anche per certi versi celebrati, si è considerato il Selva nel rapporto, e un rapporto che è stato ineludibile, stringente e particolarmente importante con la città in un momento particolarmente delicato, in un momento di cerniera assolutamente nella storia e nell'evoluzione di questa realtà che era appunto Venezia, perché sono gli anni, come sappiamo, della fine della Repubblica, poi della prima stagione austriaca e poi di quella napoleonica. E infatti il segno e il senso di una figura come quella del Selva acquista una importanza e un rilievo che diventano di grande portata proprio in rapporto, in relazione al suo operare all'interno di strutture pubbliche di vario genere e di varia natura in questi anni così tormentati e così anche dinamici e anche con notevoli attenzioni e prospettive di futuro, anche se poi questo futuro non c'è stato o è cambiato, è virato in maniera piuttosto significativa. Il Selva si forma soprattutto, e il primo elemento che va messo in evidenza, si forma soprattutto a ridosso di una personalità di primissimo piano nella storia architettonica e della storia anche dell'indagine sulla storia della città, ed è Tommaso Temanza. Temanza è il vero maestro, è il vero punto di riferimento non soltanto professionale e disciplinare, ma anche etico per il Selva. Tra l'altro Temanza rimarrà nell'orizzonte selviano per tutto quanta la vita, fino a che Temanza appunto scompare, perché è di una generazione precedente a quella del Selva, e andrà a costituire una sorta di triangolo architettonico al cui vertici sono Temanza sicuramente, dall'altro l'architetto Quarenghi, Jacopo Quarenghi, e dall'altro il terzo vertice è costituito proprio da Gian Antonio Selva. Gian Antonio Selva che ha rapporti di grande amicizia proprio con Quarenghi, anche se Quarenghi è di 8 anni, mi pare più vecchio di lui, ma continuerà a mantenere rapporti epistolari continui e molto amichevoli e molto importanti anche dal punto di vista disciplinare, proprio con questo straordinario protagonista dell'architettura neoclassica in Russia, come ben sappiamo. Fra l'altro è quasi certo che assieme al Quarenghi avrebbe dovuto andare anche un secondo architetto in Russia, e questo secondo architetto avrebbe dovuto essere Gian Antonio Selva, che poi invece per carattere, perché è legato a problemi familiari, la madre, eccetera, eccetera, non si decide a partire sostanzialmente e rimarrà a Venezia, e quindi i suoi legami con la Russia passano soltanto attraverso l'epistolario con Quarenghi. Ma Selva c'ha un altro elemento che è importantissimo e che sarebbe ingenuità o addirittura sconsideratezza non sottolineare, e cioè Selva si prepara alla sua attività professionale da architetto non attraverso un corso regolare, per quanto i corsi regolari e accademici del prima della riforma napoleonica erano ben diversi da quelli successivi, però non è un frequentatore dell'accademia e non riceve i suoi insegnamenti all'accademia negli insegnamenti ufficiali
dei maestri, ma dal suo rapporto con Temanza, come prima dicevo, e soprattutto da una serie di viaggi che gli compie in Europa e che gli consente di aprire il suo orizzonte su realtà che erano straordinariamente stimolanti per un giovane che si accingesse a dedicarsi a questa professione. Beh, prima dell'Europa c'è Roma, c'è Napoli, Paestum, e un viaggio di formazione, un viaggio di iniziazione in qualche modo che egli compie verso Roma, Napoli, Paestum e dintorni, assieme niente meno che all'altro grande amico, la stella, il punto di riferimento obbligato della vita del Selva, e cioè Canova. Anche l'epistolario Selva-Canova è un epistolario ricchissimo, ricchissimo di informazioni, ricchissimo di risvolti umani, ricchissimo di consigli reciproci, ricchissimo anche di raccolta di emozioni e di sentimenti che legavano questi due grandi protagonisti. Certo, Canova è la vera e propria stella nell'universo culturale e artistico europeo del momento. Selva si vanta della sua, no, si fregia della sua amicizia, ma è in posizione leggermente subordinata, anche se va detto che quando Canova intraprende il progetto per il tempio di Possagno, chiede proprio a Selva consiglio e gli chiede di essere confortato in scelte architettoniche che non erano poi la sua più immediata e diretta competenza, ma si fida molto apertamente dei consigli che Selva gli fornisce. Dicevo prima che però la svolta sulla storia e sulla vicenda personale e professionale dal punto di vista storiografico di Selva è proprio la mostra Venezia nell'età di Canova nel 78, perché la figura di questo architetto, di questo personaggio di notevole spessore culturale, parlava le lingue, leggeva e aveva una biblioteca di cui sono rimaste tracce per l'asta che se ne fece dopo la morte, che aveva testi scritti importanti, inglesi, francesi e anche olandesi, visto che tra l'altro il suo viaggio lo portò in Francia, lo portò in Inghilterra, lo portò proprio in Olanda, e visitò con attenzione, annotò, ma è un viaggio che dura 3 anni, quindi non è stato soltanto un'escursione, è stato un vero e proprio viaggio importante per la sua personalità e per la sua formazione. Frequentando il Temanza, già allora lo dicevamo nel 78, Selva si accosta a quelli che sono i pilastri dell'architettura dell'età nuova, della stagione neoclassica, quindi dell'architettura e della cultura figurativa europea, tra il 1780 grosso modo, anche se poi da paese a paese l'esordio cambia significativamente. Comunque la vicinanza a Temanza e gli insegnamenti di Temanza, non dimentichiamo, è uno studioso di Palladio, oltre che essere uno studioso delle storie e delle origini di Venezia, sotto molti punti di vista, anche per esempio dal punto di vista della documentazione cartografica, come si sa, visto che scopre e pubblica quella famosissima pianta di Venezia di Fra Paolino che risale al XIV secolo, anche se fa riferimento al secolo precedente per la documentazione sulla forma della città. Dico, e questo interesse per la forma della città rimarrà sempre come una specie di imprinting nella personalità di Gian Antonio Selva, il quale peraltro frequenta anche ambienti prevalentemente scientifici rispetto a quelli umanistici che avrebbe potuto e che avrebbe dovuto privilegiare frequentando un'accademia. Infatti viene posto a lezione dallo zio materno, che era matematico, insegnava matematica in seminario, e anche successivamente ha l'occasione di dedicarsi, perché ha questa, in qualche modo, questa specie di propensione e di disposizione e disponibilità nei confronti
delle matematiche, perché nasce da una famiglia in cui queste materie erano professionalmente seguite, visto che il nonno, il padre di Selva sono degli ottici, sono anzi ottici pubblici, quindi lavorano per la Repubblica stessa, oltre che come liberi professionisti, per produrre lenti, cannocchiali ed altri tipi di materiali connessi con l'ottica. Tra l'altro non sono dei semplici artigiani che lavorano le lenti o che le manipolano e le realizzano, perché sono anche teorici, tanto è vero che pubblicano alcuni testi di ottica, di catottrica e di altre materie, che sono dei testi abbastanza complessi e abbastanza importanti, e li dedicano ai loro protettori, come sempre in questi casi, perché non possono permettersi di pubblicare a proprie spese testi costosi e anche abbastanza, che certamente non avevano un mercato. Tra i loro protettori c'è sicuramente, anzi forse in posizione assieme a un Contarini, a un procuratore Contarini, c'è però anche Algarotti, la famiglia Algarotti. Algarotti Francesco e Algarotti Bonomo, il fratello di Francesco. E infatti il nostro giovane, ancora giovanissimo, Gian Antonio Selva, è spesso nella villa di Mogliano degli Algarotti. E anzi, quando è ancora molto giovane, la vedova di Bonomo Algarotti, che è il fratello minore di Francesco, gli consegna uno scartafaccio praticamente con la documentazione e con il catalogo delle collezioni di belle arti, di pittura, disegno e così via, della famiglia Algarotti, cioè dei due fratelli Algarotti che, come sappiamo, uno girava l'Europa, l'altro restava a Venezia, uno faceva il punto di riferimento fisso e l'altro invece faceva il commerciante in qualche modo di altissimo livello d'arte, e quindi avevano messo insieme una importante collezione che è conosciuta, e Selva, pur non firmandola ufficialmente, e il fatto che non la firmi ufficialmente ha una spiegazione, il Selva pubblica questo catalogo sia in italiano che in francese, il catalogo degli materiali di disegno, quindi disegno si intendeva di pittura, di disegno, di grafica e così via, della collezione degli Algarotti. Perché non lo firma il Selva? Anche se poi i Ciconia e gli eruditi dicono in realtà è Selva che ne ha curato la edizione, perché non è Selva che fa il catalogo. Selva riceve dalla vedova di Bonomo Algarotti l'insieme delle carte con i quali proprio Bonomo era venuto descrivendo e probabilmente facendo attribuzioni sulle loro collezioni. E quindi Selva fa un po' da giovane di studio, per cui mette insieme, poi è intelligente, capace, ma tanto è vero che vi sono alcune spiegazioni, alcune attribuzioni che altrimenti non si capirebbero, se non perché è il proprietario, cioè il collezionista, che ne conosceva la storia, che ne conosceva le provenienze, e quindi si poteva permettere di fare delle ricognizioni o delle agnizioni o delle attribuzioni. Tanto è vero che compare, io me ne sono occupato a suo tempo divertendomi, tanto è vero che compare proprio in quel catalogo, compare quel dipinto, quella caccia in laguna, che poi è il pezzo superiore delle due dame di Carpaccio del Correr, e che attualmente, come sapete, è al Getty negli Stati Uniti, a Los Angeles, e lì dentro abbiamo trovato le origini di questa storia. Probabilmente sono proprio gli Algarotti che tagliano il dipinto e lo vendono a due diversi interlocutori. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Selva quindi frequenta gli Algarotti, e gli Algarotti sono loro che lo spingono, assieme ai Contarini, che convincono il padre Lorenzo a pagargli, e forse contribuiscono loro stessi con il loro aiuto,
questo grande viaggio di studio. Fra l'altro questo viaggio di studio lo porta non soltanto a vedere le cose, ma a incontrare le persone e a stringere rapporti di amicizia con architetti, artisti, filosofi e pensatori francesi, olandesi, inglesi, fiamminghi, cioè olandesi fiamminghi, eccetera, che continueranno ad essere di punti di riferimento assieme a coloro che aveva conosciuto a Roma per quanto riguarda la sua non lunga, scusate, carriera di architetto. Io non parlerò oggi della Fenice, anche se la Fenice è il primo evento che propone Gian Antonio Selva all'attenzione veneziana e nazionale e internazionale, perché la Fenice ebbe un clamore notevolissimo. Già il concorso, come voi sapete, fu un concorso contestato da uno degli altri concorrenti, in particolare dall'architetto autore di teatri Pietro Bianchi, che fece ricorso contro la commissione e contro la società che aveva bandito il concorso per la Fenice, perché diceva che il suo progetto era superiore a quello del Selva ed elencava una serie di ragioni per cui a suo giudizio. E la soluzione che venne data alla questione fu una soluzione molto all'italiana, cioè al Bianchi danno i soldi che era prevista come premio per il vincitore del concorso e quindi tacitano Pietro Bianchi in sostanza. Al Selva danno l'incarico di realizzare il teatro, per cui tutti e due avrebbero dovuto essere contenti. Il problema io non parlo della Fenice perché, ripeto, è un argomento che ci ha molto toccato e che è stato molto trattato negli anni vicino a noi, anche perché l'attuale Fenice non è la Fenice del Selva, non era la Fenice del Selva nemmeno quella che era bruciata, perché la Fenice del Selva era bruciata nel 1836 ed era stata ricostruita da un allievo del Selva, cioè Giambattista e il fratello Tommaso Meduna, apportando molte modifiche, alcune delle quali recepivano le critiche che al Selva erano state mosse, altre invece erano intervenute per rendere farlo diventare un teatro moderno, far diventare un teatro moderno, e cioè borghese e ottocentesco, quello che era nato come un teatro ancora settecentesco sotto molti punti di vista, anche se per esempio nella facciata riconosciamo elementi che sono indiscutibilmente di matrice neoclassica. Ma non era il Selva, non era nemmeno quello del Meduna, quello che è bruciato alcuni anni or sono, perché era stato rimaneggiato pesantemente dall'ineffabile ingegner Miozzi negli anni 30, sostituendo gran parte delle componenti lignee del teatro con cemento armato e quindi modificandone significativamente struttura interna, oltre che apparenza, salvo le sale apollinee e il vaso del teatro vero e proprio. Già peraltro le sale apollinee sono la parte che più si è conservata anche rispetto allo stadio Selva, rispetto alla sala teatrale. Non ne parlerò perché nel fondo dei disegni del Correr non ci sono i disegni della Fenice, perché i disegni della Fenice sono andati a finire forse attraverso una via algarottiana proprio a Treviso e sono conservati nella Biblioteca Civica di Treviso. Sono disegni molto belli, accolorati, eccetera, che danno vari stadi e varie soluzioni per le problematiche teatrali che il Selva stava affrontando. Io vi dirò, preferirei parlare di un po' di cose in maniera un po' extravagante per poi fissarmi però su questo problema del passaggio di un anno cruciale, ed è l'anno magico del Selva, ed è il 1807, e vi spiegherò, posso anche anticiparvelo, il perché lo ritengo l'anno magico. Venezia era tornata nell'orbita francese dal gennaio del 1806, come voi sapete, e Napoleone verrà in visita a Venezia una volta calzata la corona imperiale alla fine di novembre del 1807. Tra queste due date c'è una data di mezzo che è gennaio del 1807, tra le due date, cioè tra l'ingresso dei francesi nel gennaio del 1806 e l'arrivo di Napoleone alla fine
del 1807, c'è di mezzo una data molto importante, ed è la data con la quale, la data con cui viene registrato un editto importantissimo, ed è l'editto della costituzione delle commissioni all'ornato a Venezia, cioè a Milano e a Venezia come le due principali città del Regno d'Italia, e estende con modalità più blande lo stesso tipo di struttura anche in tutte le altre città del Regno d'Italia. Per cui tutte le città piccole e grandi costituiscono questa commissione per l'ornato, che è uno strumento fondamentale per tutta l'attività urbanistica del Regno d'Italia e negli anni successivi, perché le scelte metodologiche e di merito fatte grazie a queste due commissioni determineranno e condizioneranno lo sviluppo dell'urbanistica occidentale, cioè europea e quindi anche italiana, sicuramente per tutto quanto il XIX secolo, se non oltre. Tanto è vero che ancora adesso si parla di commissione all'ornato, o meglio hanno cambiato nome, però esiste ancora questa struttura. Ma la commissione all'ornato non era tanto importante e non fu tanto importante per operatori come Selva o come Antolini a Milano o come Canonica o come altri in altre città del Regno d'Italia. Fu importante perché prevedeva o comportava, il compito della commissione comportava che venissero stesi dei veri e propri piani per lo sviluppo, per la trasformazione e lo sviluppo delle città. Cioè il primo piano urbanistico che sia stato redatto in questa città, ma anche a Milano, anche se esisteva una legislazione diversa, come vi sappiamo, quella teresiana e giuseppina, e quindi determinò il pensare o l'attitudine per cui gli operatori non dovevano più pensare alla città come la costituzione di tanti frammenti, tante minuscole tessere messe insieme a costituire una realtà più ampia o molto ampia e molto complessa a seconda delle dimensioni della città, ma pensare alla città nel suo complesso, con le sue esigenze, con le sue caratteristiche e come grandissima luogo, struttura, macchina di erogazione di servizi. Questo dell'erogazione di servizi è l'elemento che qualifica e contraddistingue e differenzia la realtà della città napoleonica, chiamiamola pure così se volete, anche se molti non amano questa definizione, ma che differenzia la città napoleonica rispetto alla città di antico regime. Questo è un elemento che condiziona e che modifica sostanzialmente il rapporto fra gli operatori e il corpo sociale e il corpo fisico anche delle città stesse. L'altro provvedimento molto importante è quello sulle strade, perché c'è una classificazione prevede, anch'esso è un provvedimento del 6, prevede che tutte le strade, tutta la viabilità venga classificata in base e corrisponda a delle caratteristiche di misura, di struttura e di costruzione, ma soprattutto attribuisce le responsabilità sulla viabilità a seconda dell'importanza della strada allo Stato, alla prefettura, e cioè al dipartimento, no? Quello che poi sarebbe diventato la provincia, le province dal punto di vista amministrativo, o ai comuni stessi, o addirittura a situazioni dal punto di vista dimensionale, sotto il comune, cioè frammenti di città, frammenti di comune. Queste due stampelle, chiamiamole così, sono veramente sono gli strumenti che fanno camminare, fanno progredire, fanno realizzare la nuova visione della città. Bene, Gian Antonio Selva, al di là delle sue produzioni architettoniche, adesso vedremo anche qualche immagine, è l'uomo che si serve, che incarna, che addirittura anticipa per molti aspetti le istanze, i desideri e le decisioni
dell'amministrazione, sia l'amministrazione locale, sia l'amministrazione della capitale, cioè di Milano, sia dell'amministrazione addirittura imperiale a Parigi, li anticipa con delle soluzioni che sono soluzioni che corrispondono o che cercano di corrispondere pienamente ai dettami della urbanistica neoclassica e napoleonica e far coesistere e far in qualche modo rendere possibile la coesistenza fra questo e la struttura storica, la forma storica della città. La preoccupazione del Selva è sempre, anche all'interno delle polemiche, anche all'interno di una, in qualche modo, di analisi molto, molto pesanti e per lui anche molto riduttive delle sue progettazioni, però ha sempre presente questo problema del rispetto della forma e della struttura della città, di Venezia nel nostro caso evidentemente. Ben più di altri architetti, in condizioni infinitamente, come dicono anche tutto l'epistolario che riguarda queste cose, ben più difficili di altre città. Pensiamo a Milano, che progetta il Foro Bonaparte e che in pratica ridisegna il quartiere centrale, compreso il castello che è al centro del Foro Bonaparte, della città di Milano, ma che ha una libertà di movimento per gli operatori che è estremamente più lasca, più vasta, più estesa di quanto possa fare colui che deve lavorare nelle ristrettezze e nelle dimensioni e nelle forme e nell'incrocio fra viabilità acqua e viabilità terrestre che si trova ad avere un veneziano, uno che opera, e un veneziano come Gian Antonio Selva. Adesso poi vedremo cercheremo di analizzare questo progetto, perché questo operare, e il titolo della conversazione di oggi è l'imperatore e l'architetto, perché di fatto Gian Antonio Selva, in una notte per lui memorabile, ebbe da presentare a Napoleone, in visita a Venezia, al ministro degli interni di Breme e a Napoleone, i risultati delle sue elaborazioni, che poi vengono trasformati in quella che io ho definito e che continuo a definire la prima legge speciale per Venezia, cioè il provvedimento che si chiama, marcato 7 dicembre 1807, Napoleone uscendo da Venezia dopo 10 giorni della sua visita di cui parlavo prima, no? Che viene i due termini cronologici di cui parlavamo, no? Alla fine della sua visita a Venezia, alla fine del 1807, fa emette a firma sua e del figliastro viceré d'Italia Eugenio Beauharnais questa serie di provvedimenti che è un complesso provvedimento di carattere amministrativo, di carattere giudiziario, di carattere fiscale, ma anche di carattere urbanistico, definendo una serie di interventi di ampia portata, di gran travaux, no? E le modalità secondo le quali fornire le risorse per poterli realizzare, e sono quasi tutte risorse evidentemente legate alla fiscalità. Però la cosa importante che viene significativamente sottolineata da tutti coloro che hanno parte in questa storia è che la città riacquista un territorio, perché la differenza, la difficoltà, la maggiore elemento di difficoltà in cui Venezia si era trovata sia appena dopo la fine della municipalità democratica, era che non aveva un territorio, cioè la città era isolata, non aveva risorse di alcun genere e vedeva il commercio precipitare in condizioni di impossibilità di continuare e di sussistere. Con questo provvedimento invece si istituiva il Dipartimento dell'Adriatico, e cioè il territorio veneziano, quello che sostanzialmente oggi ancora è la provincia, il confine della provincia di Venezia. Si costituivano gli altri dipartimenti delle altre province e quindi Venezia aveva una sorta di struttura anche dal punto di vista territoriale che comprendeva tutta la laguna e anche i margini
come grosso modo, insomma, con aggiustamenti vari, come è attualmente tuttora la provincia di Venezia. Ma Selva lascia anche dei segni importanti in città, realizzati, segni architettonici, realizzati o non realizzati. Noi abbiamo davanti agli occhi, penso, sì, abbiamo davanti agli occhi un esempio della progettazione, diciamo così, utopica del Selva. Si tratta di una struttura molto vasta, molto grande come dimensione, che si sarebbe dovuta affacciare alle zattere, alle zattere a Santo Spirito, e che avrebbe dovuto costituire lo studio, casa d'abitazione e scuola per Canova. Canova era già una stella di prima grandezza, aveva lasciato Venezia, come voi sapete, si era piazzato a Roma, dove era diventato responsabile di tutte quante le antichità dell'urbe e dei musei stessi capitolini, che erano in fase di formazione nella forma moderna. Molti veneziani, nobiltà illuminata, filo napoleonica per esempio, ma anche altri, avrebbero voluto che Canova tornasse a Venezia, perché Canova era veramente un punto di riferimento europeo, e i pareri, i movimenti di Canova, le opere di Canova erano degli eventi di straordinaria importanza. E l'Accademia dà incarico a Selva di progettare uno studio per Canova, per invogliarlo quindi a ritornare a Venezia. Canova apprezza questa intenzione, ma declina l'invito, come declina l'invito francese di recarsi a Parigi, come declina l'invito inglese di recarsi a Londra, come anche altre realtà che gli propongono di lasciare Roma, ma Canova è troppo legato al mondo romano, al mondo anche clericale romano, ma soprattutto alla cultura che a Roma in quel momento sta vivendo la sua epoca, una delle sue epoche più vivaci e più straordinarie. Ed è un esercizio di architettura neoclassica applicata, in questo caso di tipo monumentale, più alla francese che all'inglese, come poi vedremo, che secondo cui si classificheranno alcune delle opere di Canova, di Selva, perché Selva aveva studiato e aveva apprezzato le modalità secondo le quali veniva declinato il neoclassico in Inghilterra per seguire le esigenze della vita moderna, cioè di una realtà noi che definiremo borghese, comunque le comodità che prevedevano i bagni e i gabinetti, per dire, rispetto alla magniloquenza delle grandi sale o dei grandi apparati. E voi vedete che, lo si vede qua in questo bellissimo spaccato, si vede che non sarebbe stata soltanto uno studio di Canova, ma sarebbe stato un grande museo della scultura, con statue sia antiche che moderne, distribuite nei vari locali, nei vari spazi, coperti, come vedete, con cupole di diversa natura. Quella di destra è ispirata chiaramente al Pantheon, le altre sono strutture che ripropongono degli elementi ricorrenti del linguaggio neoclassico, a cominciare dalla una sorta di asciuttezza, questa apertura a filo delle finestre, guardatela, sia le finestre a lunetta sia le finestre rettangolari sono prive di ornamenti, ed è uno dei motivi che una parte almeno degli osservatori rimproverano a Selva, cioè di praticare un'architettura eccessivamente austera ma d'altra parte alle spalle Selva non ha soltanto Temanza, ma aveva anche tutta la tradizione rigorista di un filone almeno, di un partito almeno del pre-neoclassicismo veneziano, e poi quella provenienza
diretta o indiretta dai dibattiti e dagli elementi dell'architettura lodoliana di Padre Lodoli, del Memmo e del Milizia e dello stesso Algarotti, avevano sfrondato molto il gusto e il piacere barocco, tardo barocco, ma anche massariano dell'architettura di tipo classicista. Ecco la facciata principale che si sarebbe dovuta, come è scritto sotto, affacciare sul canale della Giudecca, e quindi mentre a lato sarebbe dovuto scorrere il canale di Santo Spirito. Comunque, lo vedete, vi sono tutti gli elementi naturalmente dell'architettura neoclassica. Se in questo progetto che è attorno agli anni 10 e 11 una vicinanza possiamo scorgere, è chiarissima quella con gli appelli. Scusate, ho sbagliato, gli appelli avrebbe desunto da Selva, anche se il tanto magnificato alunnato degli appelli nei confronti di Selva dal punto di vista cronologico non ha avuto quasi certamente occasione di essere, ma gli appelli riprenderà per esempio nel grande progetto per l'Università di Padova questa successione di corpi in salita, salienti, che dalle ali più basse poi si restringono, diventano monumentali nella parte centrale, poi la cupola, le grandi ali laterali. Insomma, si trattava di un intervento di grandissima dimensione e di grande anche monumentalità. Questo era la sua pianta, no? Vedete, tra il Rio di Ognissanti e il canale della Giudecca. A questo progetto è stata rimproverata questo eccesso di simmetria, questo riportare quasi in doppio le strutture risolte in una delle due parti longitudinalmente tagliate. Ma comunque è uno squisito, diciamo così, prodotto di esercitazione accademica, cioè Selva non credeva che lo studio di Canova si sarebbe stato realizzato, perché sapeva che Canova non sarebbe venuto, perché aveva ben chiaro, o perlomeno aveva percepito, le scarse possibilità. Allora si esercita in un tipico esercizio di composizione, diciamo così, per elementi contrapposti e integrati, che vanno a costruire questo sistema molto simmetrico e quindi anche molto rigido. Ma andiamo così, tanto per vedere le modalità. Questo è un disegno del Selva, direttamente di mano del Selva, per un edificio da realizzarsi per una famiglia Iopo, una famiglia friulana. Questa è una facciata, quella facciata, come potete vedere, è una facciata molto, molto essenziale, che non conserva nulla né di decorazione né di ornamenti e così via, ma adotta il tipico bugnato gentile nella parte del pian terreno e poi 3 semplicissime aperture con poggiolo in alto. Ma vediamo come si articola la pianta, che è molto più interessante, perché da questo punto di vista, soprattutto per le case di abitazione privata, Selva è veramente un maestro. E l'altro fatto su cui si esercita con risultati molto interessanti sono le scale, e questo gusto della scala e della collocazione delle scale in ambito, da un certo punto di vista monumentale, dall'altro estremamente funzionale, deriva dallo studio di Palladio, e lo dice esplicitamente. È molto bella questa grande sala ovale al centro. L'atrio è un atrio poi con nicchioni laterali, e deriva dall'architettura anche qua cinquecentesca veneziana, sotto certi punti di vista sansoviniana, e però con delle invenzioni abbastanza singolari. Ma comunque, vabbè, questo è il piano superiore. È interessante vedere invece questo giardino, che è un giardino che non ha una qualificazione né di tipo romantico né di tipo all'italiana, in un certo senso. È una specie di orto geometrico
che affianca la struttura di questa casa, che poi non è un grande palazzo, è una casa abbastanza modesta, anche rilevato dalle dimensioni che voi vedete sotto in piedi veneti. Ma questo tema dei giardini, ed era un ulteriore elemento che andrebbe introdotto, è un tema molto caro al Selva, sia giardini di carattere pubblico, sia giardini di carattere privato, e sarà, questa sì, una passione che poi rileverà da lui attraverso il Silva proprio gli appelli. Questa è una variante invece che con la sala ovale, con una sala scantonata, mentre alcuni esercizi minori sono dei piccoli capolavori d'architettura razionale e neoclassica. Questo è il Teatro di Adria, un piccolo teatro, non piccolissimo, un piccolo teatro di grande eleganza. Contemporaneamente, o meglio un po' prima, Selva aveva progettato, e anche qua cadendo dentro a una specie di contesa locale con gli architetti triestini, il teatro per Trieste, il grande teatro che attualmente è il Teatro Verdi, no? di Trieste. Ma su quel teatro intervengono, rispetto al progetto di Selva, intervengono il Perch e altri architetti locali triestini, per cui quello che aveva dovuto essere una grande realizzazione monumentale, incredibile, in cui la sala da ballo, che riprendeva la tematica delle sale apollinee, della sala maggiore apollinea veneziana, diventava enorme, grande quasi come la sala teatrale e area del palcoscenico e così via, enorme, una sala da ballo enorme, forse perché già allora a Trieste amavano il ballo. Questo invece ecco, lo vedete, sempre che è semplicissimo, disponeva di un'area regolare, perché il grande problema che Selva ha dovuto affrontare, come voi sapete, a Venezia per la Fenice, è che disponeva di un'area irregolarissima, frammentatissima, che si incuneava fra le strade e in cui, fra le strade, fra le calli, eccetera, e in cui l'acquisto di pezzi di abitazioni locali per regolarizzarla fu molto ostacolato e riuscì soltanto in un paio di casi e senza dare delle soluzioni significative per sviluppare e per articolare un teatro che avesse la regolarità che viene di solito richiesta a questo tipo di edifici. Vabbè, questo è sempre il Teatro di Adria. Ecco, vedete che la sala teatrale è piuttosto piccola, mentre è molto bella, la vedete sulla sinistra, la parte del foyer e dell'accesso con le grandi colonne ioniche, e queste colonne libere dentro a spazi chiusi la ritroveremo anche fino all'ultimo progetto, l'ultimo straordinario, bellissimo progetto del Selva, poco conosciuto, sottovalutato e che sfugge quasi all'attenzione del visitatore, che è la piccola chiesa del Nome di Gesù, che è praticamente incuneata sotto il garage comunale vicino a Piazzale Roma, cioè la piccola chiesa che è sotto, per cui bisogna scendere dal garage e si passa davanti sulla fondamenta del canale, no? Dove si prende la circolare. Anche in quel caso, poi vedremo, è una straordinaria invenzione, una specie di esercizio fatto sul minuscolo per renderlo monumentale. Non so chi di voi la conosce, è una chiesa di grandissima qualità, con un gioco di volumi incastrati che è veramente singolare. Vabbè, una grande villa, Selva realizza alcune ville, la Villa Manfrin a Sant'Artemio di Treviso, la Villa Pisani de Lazzara a Padova e altre ville ancora. Però queste, ripeto, sono cose che conosciamo e che abbiamo visto, però guardate per esempio il complesso della villa, come davanti abbia scuderie, abbia strutture, abbia barchesse poi laterali, ed è una derivazione diretta evidentemente dalle ville seicentesche, settecentesche della nostra tradizione. Pur amando Palladio, Selva aveva anche molta attenzione
e stima per Scamozzi, di cui studia e di cui poi, oltre che per San Micheli, su cui fra l'altro scriverà l'elogio di San Micheli e seguendo proprio San Micheli produrrà anche un altro testo, un suo testo teorico sulla realizzazione della voluta ionica. Vabbè, ripeto, le ho portate perché fanno parte di questo patrimonio e sarebbe bello, avevo proposto alla direzione dei musei di fare una grande mostra con tutti quanti i disegni del Selva in modo da rivisitare il libro della Bassi a 80 e passa anni di distanza, ma non so se la cosa avrà una qualche possibilità di essere realizzata. Bene, e veniamo al tema che io più amo, anche perché questo è un'avventura di cui mi fregio. Voi vedete a sinistra la pianta di Ludovico Ughi di Venezia del 1729, con tutte le vedutine, eccetera. È una pianta, come si vanta l'autore, per la prima volta realizzata attraverso misurazioni dirette e il controllo degli angoli e dei volumi e degli angoli, per tradurla dal punto di vista cartografico in maniera perfetta. Noi sappiamo che quando viene istituita la commissione per l'ornato nel 1807, vi ho detto, no, nel gennaio, Selva chiede, e la commissione è formata da 5 persone, però i due, uno è il presidente e il podestà, cioè il sindaco di Venezia, poi c'è Selva, poi c'è il Diedo, poi c'è un altro architetto, il Facchina, e un altro personaggio ancora. In realtà chi porta avanti il lavoro è proprio Gianantonio Selva, aiutato, dice Selva, dal Diedo. E quando parlavamo degli inventi e del piano urbanistico del Selva, avevamo detto sarebbe bello trovare questo elaborato, queste due piante che avevano chiesto di poter acquistare, due coppie della stessa pianta dell'Ughi, che è una pianta di grandi dimensioni, come voi sapete sarà 1,80 m di lunghezza, anche qualcosa di più, e ottengono l'autorizzazione da parte dell'autorità, del prefetto, di comprare queste due coppie, di stenderle in tella, cioè di intelarle per renderle più resistenti, e di poter apportare con colori diversi sulle piante le ipotesi di intervento e in qualche modo rendere visibile il piano che la commissione, in realtà che Selva e Diedo, avevano elaborato per Venezia, che è il prodotto poi che Selva andrà a illustrare al ministro di Breme, e in quella notte famosa al ministro di Breme e Napoleone, per farsi approvare il piano stesso. Voi vedete segnato in verde, da una parte all'estremità orientale, i giardini di Castello. Lo vedete? Quelli che poi attualmente sono i giardini della Biennale, ma è segnato anche la copertura a volta del Rio di Sant'Anna, quello che diventerà la via Garibaldi, allora la via Eugenia in onore del principe viceré Eugenio Beauharnais. La prima porzione, dopo le vediamo in dettaglio sui disegni del Selva, la prima porzione del giardino pubblico, che è l'attuale viale, quel viale piuttosto infelice anche, no? Che connette la via Garibaldi con il ponticello senza gradini che Selva progetta per andare nella seconda porzione, cioè quella principale, quelli che noi chiamiamo oggi i giardini della Biennale. Però prevedevano anche di interrare la Sacra dell'Angelo all'estremità occidentale della città, segnata in verde, che verrà realizzato in epoca austriaca invece, più tardi, molto più tardi. I segni rossi e verdi che vedete sugli edifici, e sono tutte chiese quegli edifici, sono le chiese che sarebbero dovute restare come chiese parrocchiali e quelle che invece sarebbero dovute state, e voi sapete che la stagione napoleonica fa sì che le 72 parrocchie di Venezia diventino
1940 e poi verranno ulteriormente ridotte. E sono quelle chiese che hanno maggiormente corso, e alcune hanno purtroppo vissuto il loro tragico destino di essere anche abbattute, una parte almeno. Poi però vedete in rosso anche dei segni che si riferiscono ad ampliamenti di RII, rettificazioni di strade e migliorie per il transito, cioè per la viabilità, che sono state tutte quante studiate e segnate in rosso dal Selva, dal Diedo e dal loro assistente, dei due assistenti che erano stati messi a disposizione. Selva chiede al podestà, il podestà chiede al ministro, il ministro chiede addirittura alla Corte, ma che valore ha questo lavoro di preparazione, di studio, di indagine? E da Milano gli rispondo: calma, voi fate il piano, dopo le carte le passate all'amministrazione veneziana, in questo caso, la passate all'amministrazione e starà l'amministrazione a farsi carico di realizzare o non realizzare i progetti. E infatti così avviene. Però il Selva si trova ad essere in qualche modo a metà strada, perché è incaricato, su indicazione diretta del viceré, di essere lui a realizzare i progetti che sono stati approvati nella notte famosa, quando lui è andato a illustrarli. Non solo, è anche architetto ingegnere comunale, per cui è responsabile dell'ufficio urbanistico e edilizio della città. Quindi Selva si trova in questa situazione molto difficile, per carità ci ha lavorato molto, ci teneva molto, molto difficile, di essere colui che da una parte elabora, dall'altra giudica, dall'altra deve realizzare e non ha i soldi per farlo. Infatti la gran parte dei faldoni delle lettere che Selva scrive e riceve in ordine a questa vicenda sono lamentele perché non ci sono i soldi. Gli operai occupano un cantiere del lavoro dei giardini di Castello perché non hanno la paga da non so da quante settimane. Quindi il buon Selva, con il suo carattere docile e sottomesso tendenzialmente, a volte ha degli scatti di orgoglio e dice: o mi date gli strumenti per fare le robe, altrimenti è inutile che ci prendiamo in giro. Ma vediamo quali sono adesso questi progetti che erano compresi. Ho ancora qualche po' di minuti, sì? Io vado avanti, poi voi mi fate fermare. Vabbè, il primo progetto è quello della realizzazione dell'ospedale, del cimitero generale della città. I cimiteri erano in giro per tutte le chiese, per tutta la città, si diceva: dalle tombe, nel caso in cui ci fosse una grande grande caldo, grande umidità e così via, si sprigionano miasmi e la gente morirà, cosa che non era assolutamente vero, come sappiamo, però l'applicazione dell'editto di Saint-Cloud sulle sepolture fa sì che tutte le città si dotano di cimiteri generali fuori dalle mura della città. Da noi che mura non ne abbiamo, la città non ha mura attorno, si è scelto un'isola. Selva parte da questa idea di un grande cimitero generale, come vedete scritto, per una città di 100.000 abitanti, e Venezia allora era così, dopodiché passa alla elaborazione ulteriore, trasformandolo in questo caso e prevedendo un tempio circolare al centro, ma l'isola che viene scelta poi per questa realizzazione non è così regolare, allora deve adattare le forme geometriche del suo progetto e l'isola è questa qua, ed è l'isola di San Cristoforo della Pace. Noi attualmente lo chiamiamo il cimitero di San Michele, in realtà il cimitero era di San Cristoforo della Pace, che era il più vicino alle fondamenta nuove, e adesso si scavalca con un ponte di barche. E vengono atterrati gli edifici, viene ridotta la dimensione della parte monumentale con un grande chiostro
sì, nella parte più a sud, e dei locali di servizio sia per le funzioni religiose sia per i addetti, come vedete, e una cappella che guarda verso le fondamenta nuove lì al centro della muraglia. Successivamente viene ampliata la parte di cimitero, per motivi di costi viene eliminata il grande chiostro rettangolare. Poi il Selva riduce ulteriormente la portata del suo progetto con questa cappella sempre che guarda verso le fondamenta nuove, e successivamente verrà ridotta ulteriormente la cosa. Alla fine non verrà realizzata che una cappellina che guarda proprio verso le fondamenta nuove, e sarà tutto quello che riuscirà a fare, e la grande muraglia attorno, dove cominciano ad essere create delle fosse comuni, e nella zona invece che presto verrà acquisita, cioè di San Michele, si cominceranno a fare le tombe invece anche nella parte del chiostro di San Michele, però non di San Cristoforo, che ormai era stata completamente atterrata, quindi non aveva più nulla da dire. Il cimitero viene risolto. Tutti quanti i letterati, gli scrittori, i descrittori, autori di guide della città dicono che è una desolazione, che è una terra abbandonata da Dio e dagli uomini, con cumuli di terra, e quindi non è dignitoso, e dopo un po' alla volta, durante il periodo austriaco, però verrà un po' sistemata e verrà data un ordinamento. Ma vediamo la cosa a cui Selva teneva di più, e cioè era il grande, che viene sancito nell'editto del dicembre del 1807, il grande giardino a oriente, quindi sulla punta della città, che andava dalla motta di Sant'Antonio, cioè la montagnola di Sant'Antonio che vedete in alto dipinta di verde, dove c'erano due mulini a vento. Li vedete segnati in pianta, no? Quei due circolari. Sono due mulini a vento. Tutto il resto è il rilievo della situazione dell'area dal canale, da quella che poi diventerà la via Garibaldi, quindi, fino alla punta estrema della motta di Sant'Antonio. Motta è la montagnola, no, di Sant'Antonio, che corrisponde esattamente alla motta di Sant'Antonio, dove c'è attualmente il padiglione del Regno Unito, no? Che viene costruito sul sedime, adesso vediamo di cosa, insomma, vado avanti. Il progetto di Selva inizialmente, vedete, salva i due mulini sulla punta della motta e prevede, identifica un confine, un margine. Viene per esempio salvata la chiesa di San Giuseppe, dicono per intervento di Giuseppina Beauharnais, che amava che le cose dedicate a San Giuseppe, grazie alla sua omonimia con il santo, fossero salvate, non fossero toccate. E successivamente, ecco il primo dei progetti del Selva, questo bellissimo progetto. Adesso lasciamo perdere i nostri giudizi, le nostre osservazioni rispetto a ciò che è stato atterrato. Selva mette insieme un progetto che è straordinario, perché è un giardino all'italiana, lo vedete, geometrico, molto geometrico, ma tutta la punta verso la montagnola è un giardino all'inglese. Qui vialetti curvi, in mezzo a una vegetazione, diciamo così, spontanea, fintamente spontanea, ma evidentemente portata, e che garantiva tutta una serie di punti di veduta su che cosa? Sulla laguna, verso Sant'Elena, verso il Lido. Sant'Elena separata da Venezia, no? C'era un canale tra la punta estrema e l'isola di Sant'Elena, e sul bacino di San Marco. Cioè era un punto di veduta, questo che voi vedete in verde, a cui si arrivava in fondo al lunghissimo vialone, che è l'attuale vialone della Biennale, no? Vialone. Selva chiama un botanico di qualità, Pier Alvise Zorzi, che aveva già lavorato in vari giardini e vari orti botanici per realizzare delle cose importanti, e traccia questo giardino. C'è il problema di atterrare, di finire di atterrare e portare via soprattutto i rovinassi, cioè tutta quanta il materiale risultante.
Selva suggerisce di costruire le strutture di servizio che avrebbero dovuto esserci, e cioè caffetteria, rimessa di carrozze, scuderie, perché era previsto che si potesse andare anche a cavallo in questo spazio, visto la sua dimensione. E altri, insomma, a casa per il custode dice usiamo i materiali di risulta e costruiamo. Dal riceverebbe una risposta negativa, costa troppo. Vi consiglio di guardare però la connessione. Questo è il famoso ponte senza gradini, che attualmente è alla fine del grande viale della prima sezione di Giardino, e poi il giardino vero e proprio. Il ponte era senza gradini perché? Perché era previsto che si andasse a cavallo, era previsto che si andasse in carrozza, e quindi non poteva essere fatto un ponte con gradini, anche se il ponte orbava o rendeva difficile l'accesso al canale. Ed ecco una ulteriore elaborazione che comprende tutto l'intervento previsto. Lo vedete, c'è la via Eugenia, che è quella bianca diretta, che voi vedete, che è questa, che è stata ottenuta non interrando, come molte volte si dice, ma coprendo a volta. Tanto è vero che se voi andate dove c'è la barca della frutta, vedete che sotto c'è il canale che scorre e che esce fuori qua. Qui c'è il ponte che poi si chiamerà della Veneta Marina e che diventerà e che verrà spostato perché verrà creata la riva, ampliata la riva di quella che oggi si chiama di Sette Martiri. Questa è la via Garibaldi attuale, l'ingresso con i grandi pilastroni bugnati qua, la prima parte del giardino, il ponte senza gradini e tutta la parte che si sviluppa fino al punto, alla zona romantica e all'inglese. Questa è un'altra. Qui vedete, in queste ultime due, questa e quest'altra, sono spariti i due come si chiamano, i due mulini a vento, che oramai, mentre inizialmente si pensava di trasformarli, quelli sì, in bar, in ristorante, in luogo di riparo, e poi invece si rinuncia e si crea questo accesso. Vi sono delle strutture che voi potete intravedere, delle strutture di servizio. Quella cosa più interessante di tutte, scusate un attimo, guardate qua, lo vedete che c'è qualche cosa, una struttura lunga e stretta. Quella è l'edificio dei Bagni Salsi, cioè un edificio, naturalmente non come lo intendiamo noi oggi, perché era un edificio che aveva dovuto avere dentro al proprio interno camerini a cui veniva portata acqua con una tubazione che la pescava nella vena viva del canale davanti al giardino, ai giardini, e poi possibilmente anche poteva servirsi dei fanghi che si potevano far arrivare da Abano. Ma non c'era il treno allora, e i fanghi saranno portati a Venezia da Abano a partire dall'attivazione altrimenti venire con cassoni o con barconi era una cosa costosissima. Poi invece molti dei alberghi veneziani si doteranno dei bagni salsi, dei fanghi che venivano portati, non so se quotidianamente o ogni 2 o 3 giorni, caldi da Abano. Però questo è il primo segnale assolutamente nella storia della città in cui si pensa all'acqua non soltanto come un luogo di trasporto militare, tutto quello che volete, ma che vi possa essere una balnearità indotta da ragioni di carattere mediche e sanitarie. Perché le ragioni, perché spiega nella relazione del Selva, sono di carattere sanitario, medico e sanitario. Sotto invece vedete il progetto della grande cancellata che Selva avrebbe voluto con le statue su ogni pilastro, che invece statue non ne ha mai avute per motivi evidenti di costo, e lui aveva interpellato anche il Selva per
In cima alla motta, in cima alla montagnola, avrebbe dovuto sorgere questo tempietto monoptero e al centro avrebbe voluto una statua eh, nostro amato imperatore scolpita da Canova. Sapete che la storia della statua di Napoleone lasciamo perdere perché entriamo in un campo minato. Comunque, oltre a questo, io non ho qui i disegni perché non sono nel fondo del Museo Corale, ma sono all'archivio della Celestia, il fondo con i vari progetti bellissimi, molto delicati, molto eleganti, di vari edifici per il giardino. Io credo di dover finire. Finisco con... avrei tantissime altre immagini e così via, ma lasciamo perdere. Ecco, questa è la testata d'avvio, vedete, della via, di quella che noi chiamiamo via Garibaldi, e che dà avvio alla zona. Perché, finisco con 2 o 3 notazioni veloci, perché Selva copre il canale di Sant'Anna dando vita alla via Eugenia? Perché la indicazione che aveva avuto dalla corte era di arrivare con un grande stradone ai giardini, fino ai giardini. Però c'era un triangolo di mezzo dove attualmente c'è la marina, la strada, la famosa casa della marina, con i 2 arconi della Marina Ressa, che erano cantieri navali. Allora lui dice, piuttosto che sacrificare i cantieri navali, entriamo dentro prima e arriviamo ai giardini attraverso questo gioco che è anche prospetticamente molto bello, e tra l'altro la via Garibaldi, insomma la strada Eugenia, inquadrava, perché non era chiusa la vista dal ponte della Venta Marina che c'è attualmente perché è stato spostato in là, ma inquadrava la Punta della Dogana e la Salute, per cui offriva una prospettiva e un punto di veduta straordinario, perché si vedono le cupole della Salute e la struttura della Punta della Dogana. Il piano di Selva per i giardini si trascina, verrà però realizzato in sostanza in maniera molto più austera. Verrà fatta la grande riva, lunga riva, dove c'è ovviamente il monumento della Partigiana, no? Che arriva fino in fondo, e comunque è uno dei risultati molto più interessanti del suo lavorio. Seconda cosa, un altro grande giardino era stato deciso che venisse fatto su tutta l'estremità orientale ecco il ponte, no, previsto, tutta l'estremità orientale della Giudecca, un grandissimo giardino con piazza d'armi per le evoluzioni della truppa e per manifestazioni festose e quindi tutto ciò che vi è connesso. Selva fa solo il tempo a rilevare tutta la zona e la cosa viene accantonata perché finisce la stagione napoleonica, no? E finiamo con l'ultima cosa. Nell'11 la corte dice che bisogna bandire, quando Napoleone ancora vinceva le battaglie, facciamo un grandissimo monumento per celebrare le vittorie del nostro grande eroe. E il luogo che viene individuato dove fare questo grande monumento è il Moncenisio, perché dal Moncenisio era sceso Napoleone durante la prima campagna d'Italia. Sul Moncenisio c'era l'antichissimo monastero, convento che faceva assistenza ai pellegrini oppure a coloro che viaggiavano e anche alle truppe che quindi avevano bisogno, soprattutto d'inverno, di avere un luogo di riparo e così via. Allora, questo luogo, ed è una bellissima piana, non so se avete mai visto, proprio sul passaggio sul Moncenisio. E bandiscono un concorso per il monumento per celebrare le vittorie di Napoleone. Selva è fra i 5 o 6 architetti che viene sollecitato a presentare un progetto, anzi viene convocato a Milano e di mala voglia, come scrive a Canova in una sua lettera, dice: non ho voglia assolutamente di andare, però per non sembrare che io me ne frego di tutto questo, vado lo stesso, e
con i miei colleghi discuterò dell'architettura e il risultato del suo progetto, perché poi altri, Canonica e altri ne presentano un altro, in forma di simile, che so io, a Castel Sant'Angelo, una grande struttura rotonda. E Selva presenta invece un capolavoro che prende le mosse dal gusto egizio di allora, dopo la campagna napoleonica e così via, ma soprattutto che guarda a che cosa? Guarda a un'altra piramide identica, più piccola, che è quella che Canova ha realizzato nella Augustinerkirche a Vienna per Maria Cristina d'Austria, e che poi riprendono i seguaci di Canova con in testa Cicognara per fare il monumento a Canova ai frari. Il tema della piramide è un tema tipicamente di allusione all'eternità e alla durata fuori e oltre il tempo, ma viene declinato dal Selva, che chiede consiglio a Canova anche lui in questo caso, con questa grande frontone e sopra soltanto un finestrone, uno su ogni lato peraltro della piramide, per illuminare. Guardiamolo infatti com'è dentro, ecco lo spaccato che è bellissimo lo stesso, come vedete è un Pantheon trasformato, coperto da una piramide. È un Pantheon coperto da una piramide. L'uso delle colonne è tipico del nostro architetto, oramai. È bellissimo lo spazio con questa copertura della struttura. Vedete che le finestre vanno allargandosi verso l'esterno per accogliere una maggiore quantità di luce, e si restringono verso l'interno, e avrebbe anche questo è debitore all'architettura utopica di Boulez, di Ledoux e di tutta la cultura francese, soprattutto sotto questo profilo e da questo punto di vista. Vabbè, questa è ecco l'ultima cosa, così abbiamo finito. Questa è la chiesetta del nome di Gesù, di cui prima vi parlavo. È una struttura molto piccola ma articolata. Il corpo della navata è coperto con una volta di pietra. Il presbiterio è coperto con una volta nel senso trasversale, e il tutto è possibile grazie alle due enormi colonne che voi vedete in pianta, segnate tra la navata e il presbiterio. Questa è la riconoscete comunque, oltre il muretto dove sono le suore, credo, non so bene cosa. Questa è l'ingresso, la facciata d'ingresso. Questo appunto, vedete le grandi colonne ioniche su cui si imposta la volta che copre il presbiterio. Ecco, sopra c'è incollato poter vedere all'interno con una variante, con una lanterna, perché a un certo punto si prospetta l'idea di coprire l'incrocio fra presbiterio e navata con una cupola, che poi invece viene scartata a favore della volta di cui vi dicevo, che vedete qua, la vedete nella prospettiva del gioco dei lacunari che si curvano verso l'altro, e le due grandi colonne ioniche, criticatissime perché dicevano che pochi possono vedere l'altare, perché con quelle colonne di mezzo è difficile vedere l'altare. Selva però aveva creato, per quanto riguarda il presbiterio, due nicchioni laterali che ampliavano la capacità di pubblico e di fedeli. Ecco, io su questo chiudo, ma per dire, l'uomo è un uomo geniale sicuramente, con invenzioni originalissime, con una grande capacità professionale, non ha mai incidenti, salvo alcune volte cadono dei pezzi della copertura a volte del canale di Sant'Anna, ma perché gli imprenditori, gli assuntori del lavoro avevano usato, come sempre succede, materiali scadenti e così via, ma lui ne esce con sempre in maniera del tutto pulita e con un riconoscimento generalizzato. I critici, gli storici, da subito cominciano a criticarlo anche negativamente in maniera piuttosto pesante. Credo che oggi come oggi sia giusto invece rimetterlo storicamente nel suo posto e riconoscere la qualità e l'importanza del suo intervento per quanto riguarda
questa città che lui ha sempre rispettato e che ha sempre considerato come un organismo vivente, un corpo, e sul corpo occorreva in qualche modo lavorare perché potesse vivere e svilupparsi al meglio. Grazie.